Don Mario, allora com'è andato questo incontro sulla sanità con il commissario di Agrigento? Abbiamo visto che nel corso del dibattito sono state portate avanti diverse istanze, diverse carenze anche da parte di chi ha partecipato. L'incontro è andato benissimo, il commissario si è dimostrato non solo disponibile ma anche si è messo all'opera per cercare di migliorare il migliorabile. Oggi abbiamo presentato un documento importante da parte della Chiesa Agrigentina sulla sanità pubblica che vuole essere un contributo non tanto e solo per sottolineare le criticità che ci sono nel nostro territorio a livello provinciale, regionale e nazionale, ma anche perché tutti e ciascuno, e in particolare la politica, i nostri politici agrigentini possano dare un contributo perché ai tre livelli si possa davvero cercare di migliorare la sanità pubblica che continua ad essere un diritto costituzionale. Una sintesi, un bilancio di questo incontro con il commissario da parte del cartello sociale di cui voi siete componenti? Abbiamo invitato il commissario a partire dalle piccole cose, non trinceriamoci dietro i medici che non ci sono ancora 1400 lavoratori da assumere oltre ai 500 medici, partiamo da tutte quelle figure professionali, facciamo i concorsi, incominci a girare il nosocomio della nostra provincia, verifichi quali sono tutte le istanze che il personale ormai, il servizio anche per 2 o 3 turni di fila necessita e diamo le prime risposte. Sentiamo il parere della UIL. Una nota positiva è la disponibilità che ha dato il commissario straordinario Capodieci al confronto con il cartello sociale rispetto alle problematiche che vive la sanità in provincia di Agrigento. Certo, lui eredita una situazione drammatica, fatta solo spesso e volentieri di annunci e poi le cose non venivano concretizzate. Penso che dalle cose che ha detto che vuol fare nel giro di poco tempo si possa invertire questo trend negativo che si vive nella provincia di Agrigento. Noi siamo qua ad aiutare e a far sì che le cose possano cambiare in meglio per la nostra terra. Un interessante confronto con i componenti del cartello sociale ma anche con la cittadinanza. Ecco, sono arrivate tante richieste, la segnalazione di tantissime criticità delle strutture ospedaliere agrigentine. Ecco, che idea si è fatta di queste richieste e quali risposte si potranno dare ovviamente nei dovuti tempi da parte sua come responsabile dell'ASP? Stiamo lavorando già da 1 mese e mezzo nell'ASP per cercare di risolvere queste criticità. Magari ogni giorno ne escono di nuove perché io sono ancora in una fase di analisi della situazione in attesa delle nomine da direttori generali che ancora non c'è e quindi stiamo lavorando con gli uffici, con i medici, abbiamo visitato tutti gli ospedali della provincia, stiamo cercando di creare quelle strutture territoriali che possono decongestionare i pronto soccorsi degli ospedali e stiamo cercando di dare risposte anche ai nostri dipendenti, perché è giusto che chi lavora in una struttura pubblica sia soddisfatto del suo lavoro. La maggiore istanze sono arrivate per il pronto soccorso agrigentino? Il pronto soccorso stiamo per aprire il cantiere di nuovo che è chiuso da 1 anno. Ci sono degli intoppi burocratici, però speriamo entro la fine del mese di poter aprire di nuovo il cantiere e dare quindi una risposta soprattutto di sicurezza a chi si rivolge al pronto soccorso dell'ospedale. Ecco, da questo giro che si è fatto, che idea si è fatto un po' del livello della sanità ad Agrigento in provincia? Ma ci sono zone d'ombra e zone chiare, zone di eccellenza e zone invece di grande criticità. Lavoreremo su queste seconde per cercare di rimetterle alla pari dei reparti dove invece le cose magari funzionano.